arrivando ignati nella partecipazione, nelle grandi catene, nella grande distribuzione, l'adesione è intorno all'85%. E siccome sono settimane che ci massacrano per dire se avremo le piazze piene e le aziende piene, gli diciamo: contate anche questo, il settore del pubblico impiego, comuni e ospedali, siamo intorno all'adesione del 55%. Bisogna dire che i negozi della Brunauta sono qui in piazza, nonostante non si paghino loro gli stipendi da mesi e mesi. Ci sono molte realtà in lotta in difesa del posto di lavoro e questa è la nostra risposta per dire non solo a Zara ma a tutti gli imprenditori, che la strada non è quella contro i lavoratori, perché contro i lavoratori il paese si ferma. Non è tagliando sulla scuola e la ricerca che si va avanti, senza scuola e ricerca il paese si ferma. E adesso diamo la parola a Manuela Gallina della scuola elementare di Trotter. Ciao a tutti, sono una lavoratrice della scuola, sono un'insegnante. Oggi sono qui, in questa giornata di sciopero generale, con il mio sindacato, la FLC-CGIL.